Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie della pazienza per questo piccolo ritardo, ma la professoressa Fornero è stata intervistata sui diversi temi. Tra l'altro oggi avete trovato sul Corriere della Sera una conferma importante di una delle dimensioni della legge Fornero che riguardava i contenziosi tra lavoratori e imprese che segnala oggi il Corriere della Sera sono fortemente diminuiti e questo viene considerato un risultato di quella legge. Ci troviamo oggi a avviare l'ultima giornata di questi 5 giorni di Future Forum. Abbiamo parlato di globalizzazione, abbiamo parlato di internazionalizzazione, si è discusso di digitalizzazione, ieri di agricoltura, della nuova agricoltura che si sta allargando nelle modalità, nei modelli di lavoro e nell'attenzione per molte giovani generazioni come nuovo lavoro. Cominciamo a parlare di lavoro dopo aver parlato in questi giorni anche di università. Abbiamo parlato di tasse, di lobbying e tra l'altro Alberto Cattaneo, uno dei principali lobbisti italiani, indicava e segnalava ad alcuni degli studenti presenti in sala che quello sarà uno dei mestieri dei prossimi anni. Tra l'altro finalmente si sta cominciando a regolare da un punto di vista anche proprio normativo, legislativo. Ora iniziamo oggi una giornata che abbiamo coordinato come Camera di Commercio di Udine con l'Inchiesta, con il sito L'Inchiesta, che sapete è un sito di informazione economica, il cui direttore Francesco Cancellato è oggi qui con noi. L'incontro che facciamo oggi sarà moderato dallo stesso Francesco Cancellato, del direttore dell'Inchiesta, insieme al vice direttore del Messaggero Veneto, il dottor Ragogna. Il Messaggero Veneto ci ha accompagnato tra l'altro anche in questi 5 giorni e oggi chi ha sfogliato il quotidiano oggi ha visto come il Messaggero riporta i risultati di un'indagine che Future Forum ha fatto con il liceo Percotto, intervistando, nel senso di somministrando un test a circa 500 studenti che ci hanno dato indicazioni importanti rispetto alle loro passioni e il rapporto tra le passioni e le scelte di futuro che faranno per la loro vita. Pochissimi sono quelli che decideranno in questo momento, rispetto alle indicazioni che offrono in questo momento della loro vita, decideranno di fare impresa. Moltissimi sono quelli che decideranno che vorrebbero trovare un lavoro da dipendenti e molti sono quelli che pensano di proseguire semplicemente, quasi inerzialmente, il lavoro dei propri genitori. Sono indicazioni che devono far riflettere la generazione che oggi è fatta da genitori e su questo la Camera di Commercio intende aprire una riflessione più ampia. Saluto Francesco Cancellato con noi, saluto il vice direttore Messaggero Veneto Ragogna e saluto naturalmente la professoressa Elsa Fornero che ci onora della sua presenza qui. La professoressa in mezzo. Sono entrati, lascio la parola direttamente a Francesco Cancellato e ringrazio ancora. Buona giornata e buon lavoro. Ah già, io sono il microfono, vabbè, troppo abituato al gelato. 2 parole giusto per iniziare, per dare un po' il menù della giornata, visto che si comincia. Intanto ringrazio la Camera di Commercio di Udine, ringrazio Renato Quaglia e il Future Forum perché ci hanno dato la possibilità, come l'Inchiesta, diciamo, di pensare questa ultima giornata del Future Forum scegliendo un tema che secondo noi era cruciale per il futuro. Ecco, se molto spesso si parla dell'automobile come dell'industria delle industrie, e la professoressa che è di Torino sa cosa significa, a nostro avviso il lavoro è il tema dei temi per il prossimo futuro. Perché nel tema del lavoro in qualche modo si addentella tutta una serie di altre problematiche che ci sono in Italia. Una su tutte, siamo in crisi demografica, se i giovani non hanno lavoro difficilmente faranno dei figli e metteranno su famiglia.
2, se i giovani non lavorano, non mettono su famiglia e c'è una demografia negativa, probabilmente pensioni e welfare andranno in tensione. Se pensioni e welfare andranno in tensione, ci sarà un tema di povertà crescente nel paese. Se tutto questo, insomma, ha degli impatti fortissimi, il tema dell'occupazione. E il tema dell'occupazione è diventato il tema dei temi, soprattutto in questi anni, con dati molto negativi. Io ho una piccola, diciamo, approssimazione di quanto questo tema sia sentito, la vedo anche vedendo anche quante riforme del lavoro sono state fatte negli ultimi 20 anni. Io adesso, magari la professoressa li sa contare meglio di me. Vediamo un attimo, la Treu, poi c'è stata la riforma Biagi-Sacconi, poi c'è stata la riforma Fornero, poi c'è stato il Jobs Act, adesso si parla di tagliando al Jobs Act, citazione. Il prossimo governo, se sarà di colore diverso da quello attuale, probabilmente farà la sua riforma del lavoro. Ci sono più riforme del lavoro che libri di Harry Potter negli ultimi 20 anni più o meno. La mia domanda, e comincerei da qui, è molto semplice. Perché abbiamo tutta quest'ansia di riformare continuamente il mercato del lavoro ogni 2 anni? E lo prendo con un addentellato. Io mi ricordo, e l'ho ritrovato pochi giorni fa, un articolo di Repubblica, se non sbaglio era dicembre 2012 o inizio 2013. La sua riforma di quando è? La mia riforma è del giugno 2012. Ecco, erano passati tipo 6 mesi. Il titolo era La riforma della Fornero ha fallito. Poi non mi ricordo gli addentellati. È stato scritto ben prima, 15 giorni dopo. Erano tutti a denunciare il fallimento della riforma perché i dati sull'occupazione che sono venuti fuori già una settimana, 15 Che erano quelli del trimestre precedente, peraltro. Ci sono varie documentazioni del fatto che quella riforma fosse fallita, ma 2 settimane dopo, non hanno aspettato 6 mesi. Ecco, la mia domanda è questa. Si chiama pregiudizio. Ma le riforme del lavoro in generale sono fatte per creare occupazione? Smontiamo un po' questo mito. Cos'è una riforma? Soprattutto nel mercato del lavoro. Allora, a parte questo intervento, non fuori onda, ma fuori programma, volevo ringraziare per questo invito. Ero stata a Udine molti anni fa, mi ricordavo in particolare vagamente il Duomo, devo dire, e poi mi ricordavo la piazza del mercato. L'ho rivista ieri pomeriggio, è molto bella Udine e sono molto contenta che questa mattina ci sia questo bel sole e questo bel cielo. E quindi grazie. Mi fa anche piacere, guardate, io lo dico con molta sincerità, viaggio molto all'estero, sono arrivata ieri da Berlino, ma in Italia non ho molti inviti e tra quelli che ho li scelgo accuratamente. Quindi, però mi fanno piacere le occasioni di dialogo e quindi vorrei interpretare questa come un'occasione di dialogo. Il tema è molto complesso perché si parla di lavoro e si parla di riforme del lavoro. Sul fatto che il lavoro sia oggi il tema dei temi, credo che non ci siano dubbi. Ci sono rapporti, conferenze, libri, giornali, tutto. Quello che forse non si comprende bene è che questo è un tema, è la complessità del tema. Perché sul lavoro, e non parlo di mercato del lavoro che è già una declinazione più ristretta del tema del lavoro, ma sul lavoro incidono oggi fattori demografici e abbiamo una grande transizione in atto che ci porterà, che cambierà l'aspetto della nostra società. Incide quella di cui si parla poco ma che emerge qualche volta nelle analisi, che è la prospettiva tremenda di una stagnazione secolare. Qualcuno ambisce a questo come magari la decrescita felice, ma diciamo che nel mondo c'è ancora bisogno di creare ricchezza e quindi questa prospettiva di stagnazione secolare è un'altra delle minacce che incombono. Poi ci sono gli aspetti di
tecnologia. Guardate, ci sono le analisi, Francesco sa bene, le analisi che dicono che più o meno metà dei lavori che oggi noi vediamo saranno nel prossimo decennio, forse neanche, praticamente cancellati, perché saranno tutti svolti da robot. Quindi abbiamo questa rivoluzione del digitale, questa rivoluzione dei robot che cancellerà molti dei lavori che oggi noi vediamo e che con fatica cerchiamo di ricreare. Anche questo è minaccia o opportunità. Di fronte a questa complessità, che ovviamente io ho solo tratteggiato, e cosa possiamo fare? Cosa possono fare i politici? Perché io sono un economista, insegno all'università e quello è il mio ruolo. Cosa possono fare? Allora, anche qui andiamo rapidi. Politiche macroeconomiche, rilanciamo. Beh, se sei molto indebitato è molto difficile poter spendere. Non solo, ma qualche volta spendere, diciamo, su beni correnti, su spesa corrente o su trasferimenti, non lascia poi niente nel medio periodo. Quindi hai una boccata di ossigeno, sembra, ma non è un risultato. Quindi le politiche macroeconomiche oggi sono molto vincolate. E cosa ci resta? Ci restano le riforme del mercato del lavoro, e arriviamo adesso a parlare allora delle riforme e della concezione delle riforme. E poi secondo me c'è un altro elemento del quale noi parliamo ma senza collegarlo troppo, che è istruzione. Istruzione, istruzione. Sotto diverse forme, chiamatelo anche, so che qualcuno non sopporta questa dizione di capitale umano, perché sembra quasi fare un'analogia tra il capitale fisico e il capitale umano, ma formare le persone. Questo non fa mai parte delle politiche per aumentare il lavoro, però è l'ingrediente essenziale. Ma sono politiche di medio termine. Qualunque cosa si faccia sulla scuola, sulla formazione professionale, perché parliamo di scuola, formazione, istruzione, parliamo di formazione professionale, che è importantissima, e parliamo di un'altra cosa che riempie spesso la bocca di chi fa questi dibattiti, ma a livello di attuazione pratica siamo molto indietro, è quello che si chiama lifelong learning, l'apprendimento durante tutta la vita. Questa è una cosa che dovrebbe richiedere un passaggio dall'enunciazione alla pratica, cioè le persone oggi possono restare senza lavoro anche a un'età non più giovane. Cosa facciamo noi per aiutarle a trovare una nuova professionalità, magari vicina alla loro? E questo lifelong learning è qualcosa che in alcuni paesi è molto diventato realtà. E qui però arrivo alle riforme. Ho dato il quadro complessivo, la complessità, la limitatezza dei nostri strumenti. Macro. Allora, uno si aspetta che fai una riforma del mercato del lavoro e tracte, si crea lavoro. La sua domanda, Francesca, non è così. Fai una riforma del mercato del lavoro per fare cosa? Per rendere, stiamo parlando qui di lavoro, mercato del lavoro. Inciso, quando ero in Parlamento, io parlavo spessissimo di mercato del lavoro e mi sono sentita rimproverare qualche volta, basta con questa cosa del mercato del lavoro. Il lavoro, è nobile e noi dobbiamo smetterla di identificarlo col mercato, che è una gran bella enunciazione, peccato che poi però il lavoro si scambia. Nessuno è obbligato, fortunatamente, a lavorare per un'altra persona. Possono esserci circostanze che riducono molto le possibilità di scelta, ma in ogni caso il lavoro è uno scambio. E questo ci piace o no, possiamo usare terminologie che offendono meno la sensibilità di qualcuno, e quindi le riforme devono cercare di rendere questo mercato meglio funzionante.
aiutare la domanda e l'offerta a incontrarsi. Sono termini tecnici, sono termini che usano gli economisti, possono, ripeto, non piacere a qualcuno che ragiona in termini di principi, ma i principi poi vanno declinati nella società. Allora io dico solo una cosa. Quando abbiamo fatto la riforma del mercato del lavoro del 2012, che secondo me è stata poco compresa ed era un buon tentativo, invito però a leggere oggi il Corriere della Sera. Ieri sera mi ha telefonato Pietro Ichino mentre ero qui dicendomi guarda che domani su Corriere della Sera ci sarà una pagina che dice che la tua riforma dell'articolo 18 ha funzionato. Io non ho ancora avuto il tempo stamane di leggere la pagina del Corriere, ma c'è un richiamo in prima che dice effetto della riforma Fornero, le cause di lavoro, che cosa volevamo noi? Quando c'è una controversia di lavoro, è naturale che entro certi limiti si vada da un giudice, perché chi risolve la controversia? Però noi volevamo ridurre le controversie, quindi dire, vabbè, prima prova a fare una conciliazione. Cerchiamo di vedere se è possibile conciliare tra datore di lavoro e lavoratore. Quindi si riduce molto l'area del giudizio del giudice, con tutte le conseguenze delle quali poi potremo parlare, e questo sembra aver avuto successo. Adesso chiudo con questo, ma poi vorrei tornare su questo concetto di riforma del lavoro. Sapete, io ho scelto 2 obiettivi per la riforma del 2012, che sono scritti nel primo articolo della legge, che dicono: la riforma tende a rendere il mercato del lavoro inclusivo. Inclusivo vuol dire che tutte le persone adulte devono poter entrare, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, che siano giovani o lavoratori anziani, perché lavoratori anziani hanno lo stesso diritto di lavorare e non devono essere considerati soltanto buoni per il pensionamento, lo dico. Questo è inclusivo, inclusione, non smetterla con l'idea che è fuori lei che entro io, o fuori io perché se no tolgo il posto a lei. Non è così. E l'altra cosa è dinamico. E dinamico sapete cosa vuol dire? Poi bisogna realizzarlo, ma vuol dire che chi esce dal mondo della scuola come voi non deve stare fuori 2 anni, deve poter entrare nel mondo del lavoro in tempi brevi. 1. La prima entrata deve avvenire in tempi brevi. Vi ricordate la garanzia giovani che non ha funzionato tanto, ma comunque era l'idea che in 6 mesi un ragazzo che lascia la scuola deve poter entrare. 2. Chi perde il lavoro, e purtroppo il lavoro si può perdere, so che questo anche detto mi attirava tutte le critiche, ma purtroppo il lavoro si può perdere. La cosa importante è che una persona che perde il lavoro possa rientrare rapidamente. Questo è il dinamismo. Dinamismo vuol dire guardare non al numero dei disoccupati, ma a quanto rapidamente si entra e si esce dal mercato del lavoro. Questo è l'elemento cruciale, il dinamismo. Sei in una condizione, passi nell'altra. Sei fuori dalla forza lavoro, donna, hai tirato sui tuoi figli, vuoi entrare nel mercato del lavoro, devi poter entrare. Scusi professoressa, allora abbiamo sentito che la riforma è la parola più usata nel nostro paese, però ahimè il paese è fermo. Parliamo di una crescita a 0, gli ultimi dati dell'Istat forse sono più ottimistici, siamo quasi all'1%, però ahimè bisogna dire anche che siamo fanalino di coda in questa Europa. Come crescita. Come crescita. Facciamo peggio della Grecia, visti come i dati. Crescita, come sì. crescita, parliamo di crescita. Allora, i dati che preoccupano sono, lei diceva, bassa propensione a investimenti sulla scuola, no? Ma ahimè c'è anche un altro discorso.
abbiamo la zavorra del debito pubblico, quindi i margini sono molto limitati. Bisognerebbe cambiare mentalità negli investimenti. E a proposito di investimenti, bisogna cercare in qualche maniera, e questa è la priorità, di attirare investimenti, altrimenti non si sblocca il paese fermo, non si creano posti di lavoro. E ultimo inciso, noi siamo in un contesto europeo. L'Europa è vista un po' come un'entità di gendarmi che tendono a controllare i conti. Ci sono margini di manovra per l'Italia? Allora, chiudo la cosa di prima, vi invito soltanto a pensare al concetto di riforma. Noi pensiamo alla riforma come qualcosa che viene fatta in Parlamento, magari su un decreto del governo, il Parlamento approva magari in fretta con una fiducia, la riforma è fatta. E noi diciamo, dove sono gli effetti? Il giorno dopo. Questa è un'idea molto sbagliata della riforma, perché la riforma è qualcosa che deve vivere nella società. E guardate che questo è molto impegnativo. Cosa vuol dire che la riforma deve vivere nella società? Vuol dire che deve cambiare la mentalità delle persone, tutte, cittadini ma anche politici possibilmente, istituzioni. La riforma del mercato del lavoro deve riuscire a cambiare il concetto di agenzia per il lavoro. E perché dico questo? Perché se io interpreto l'agenzia per il lavoro come un qualunque ufficio pubblico, dove posso prendere uno che stava all'anagrafe fino a ieri e lo metto a gestire il lavoro il giorno dopo e non sa niente di mercato del lavoro, questo è un fallimento destinato, cioè dichiarato già prima. Non è così. Allora deve cambiare la riforma, dà delle indicazioni, perché le riforme non sono fatte solo di obblighi e divieti. Le riforme hanno obblighi qualcuno, divieti qualcuno e molti incentivi, cioè aiutano noi a cercare di capire. È questo che richiede ed è questo il problema delle tante riforme, perché noi facciamo una riforma, poi diciamo subito, ma non ha funzionato. Allora diciamo, cosa ci vuole? Un'altra riforma. No, invece bisogna vedere, le riforme sono fatte, come sono comprese, qual è la comunicazione della riforma, chi è che si preoccupa di spiegarla. Io sono stata sola a cercare di spiegare la riforma delle pensioni, sola, perché non c'era nessuno che aveva interesse a dire, guardate che quella cosa lì, lei parla di debito pubblico, è l'unica cosa che ha ridotto il debito pubblico in questi anni, l'unica cosa che l'ha ridotto. Poi certo che se lo aumenti da un'altra parte, però che aumenta sempre. già, ma noi dobbiamo fare arrivare, la mia esperienza diretta è che quando io potevo parlare con le persone, a tu per tu, tante o poche che fossero, le persone non è che fossero più felici, no, però capivano. Se invece tu gli dai dei messaggi negativi, allora c'hai un governo che fa delle cose, tecnico o non tecnico, poi ne arriva un altro che dice no, quello che hanno fatto quegli altri fa schifo, adesso facciamo noi. È chiaro che questo messaggio negativo trova eco sui giornali, viene assolutamente, diventa dominante, e come fa uno a credere che una riforma avesse degli obiettivi positivi? Intanto che vede che, e allora come fa quella riforma a creare degli effetti un po' positivi? Le riforme di successo del lavoro, della previdenza, le storie buone, che sono storie magari anche di moderato successo, sono storie in cui una riforma passa, viene un po' spiegata, se ne illustrano difetti e qualità, si discute, viene monitorata, magari la si aggiusta, perché quando si fa un aggiustamento non chiamiamola una nuova riforma, diciamo sono gli aggiustamenti di quella precedente. Vogliamo parlare delle riforme tedesche che si chiamano le Arts Reforms, che sono quelle fatte dal 2003 al 2006, che hanno molto aiutato. E quelli l'hanno presi, adesso faccio anche un esempio, il governo tedesco allora destinò
molti milioni di euro, non ricordo la cifra, ma molti milioni, esattamente perché i dati di quella riforma fossero messi a disposizione liberamente delle università, dei centri di ricerca, che potessero dire questo ha funzionato, questo non ha funzionato. Pietro Ichino ieri sera mi ha detto che ha dovuto prima discutere, poi andare dal sottosegretario per avere i dati sui processi del lavoro, perché non sono resi pubblici. Questo è un aspetto minore, ma vuol dire le riforme vivono o non vivono, ma bisogna anche volerle far vivere. Se l'interesse mio di dire che tutto quello che ha fatto lei è sbagliato, e io arrivo dopo di lei e sono al governo, il gioco è molto facile. Basterà una riforma per mettere... No, il mio discorso di adesso è proprio dire che non basta la riforma. Noi dobbiamo recuperare un senso di coesione, per cui chi sta al governo bisogna che abbia qualche possibilità di fare. Poi, siccome nulla è perfetto, figuriamoci le politiche del governo, allora c'è qualcuno che controlla, che vede come funziona, come non funziona. E poi bisogna che, lei parlava di investimenti, noi siamo a livello di investimenti ancora al di sotto di prima della crisi. E quindi avete anche la migliore riforma del mercato del lavoro, ma senza investimenti il lavoro poi non si crea, perché, e la risposta qui alla prima domanda di Francesco, nessuna riforma del mercato del lavoro crea posti di lavoro, facilita la creazione, se funziona bene, facilita la creazione di posti di lavoro, facilita l'incontro tra domanda e offerta, facilita, diciamo così, l'orientamento che i giovani devono avere per prepararsi a cose che hanno una domanda. Capisce? Se noi anche lì abbiamo, quanti pregiudizi abbiamo? Una cosa su cui ho lavorato molto, l'apprendistato. Poi mi spiace che Renzi l'apprendistato, lui è impaziente, quindi l'apprendistato richiede tempi un po', richiede che si ragioni sul medio termine. Però l'apprendistato secondo me è una buona cosa, va reinterpretato perché oggi non c'è più la fabbrica, mi ricordo la scuola Fiat quando io ero ragazza, i miei coetanei che andavano alla scuola Fiat, la scuola professionale, quello era apprendistato di una volta. Adesso l'apprendistato è solo un modo per unire il mondo della formazione con il mondo del lavoro, fare sì che questi non imparino solo la filosofia, la storia, che va bene, moltissimo anzi, la matematica, ma poi imparino anche come è fatto il mondo e come è fatto il mondo del lavoro in particolare, che non abbiano questo gap che purtroppo, non parlo di questa regione, qui siamo in un'area, il nord-ovest, il nord-ovest è mio, il nord-est dove invece l'apprendistato ha una... Quindi bisogna andare insieme, ma se uno fa le riforme, quello subito dopo ne parla malissimo, il paese è disorientato. Ecco, Quindi... e l'Italia con i suoi guai dentro il contesto europeo, questo, quale margine di manovra? È un'opportunità l'Europa per noi? Io lo voglio dire a loro, diffidate di tutti quelli che vi parlano male dell'Europa, persino dell'euro, che ha molti difetti, come tutto ha molti difetti, ma se c'è qualcuno che vi parla, vi dice noi dobbiamo lasciare l'Europa, voi preparatevi a controargomentare, perché la vostra salvezza sta nel mondo unito, non nell'idea che ci facciamo le cose in casa nostra. Guardate, su questo dovete credere. Quali margini abbiamo in Europa? Ne abbiamo tanti, tanti al tempo stesso pochi. Dipende anche dall'evoluzione che l'Europa avrà. Io penso che, per esempio, gli esiti delle elezioni che avremo quest'anno in Francia, Germania, io non vedo questa grande differenza tra Merkel e Schulz. Non la vedo. Quindi, Anche perché governeranno assieme, chiunque sia il vincitore. ecco, quindi la Germania
lasciatemelo dire così, la Germania per fortuna non è in questo momento un motivo di preoccupazione. La Francia sì, molto, perché la Francia che abbia un presidente con quell'impostazione come Marine Le Pen, per me è una grande preoccupazione. La Brexit, non so, ieri Blair è tornato dicendo forse possiamo tornare indietro, non lo so, però l'Europa in questo momento non sta bene e quindi bisogna lavorare. Però bisogna anche pensare che non è che andando e battendo i pugni sul tavolo dicendo voglio flessibilità si risolvono le cose. L'Europa deve essere aiutata ad andare avanti. A livello europeo si parla, per esempio, c'è una proposta anche italiana per tornare ai temi del lavoro che è un assegno di disoccupazione a livello europeo. E questo è un passaggio. C'è qualcuno adesso che sta pensando a un intervento, vedo un po' più difficile, ma un intervento di reddito minimo a livello europeo, ovviamente condizionato, non alla Hamon in Francia, che lui lo vuole senza condizioni, perché noi abbiamo le risorse. Però, insomma, queste sono idee, cioè proviamo a dire che cosa l'Europa può fare in più, non come l'Europa tornare in più. In più c'è la storia dell'Europa matrigna che ha imposto solo l'austerità. Anche questo, io lo dico molto pacatamente, è molto facile dire l'Europa ci ha imposto austerità, però il debito non l'ha fatto l'Europa. Il nostro debito non ce l'ha imposto l'Europa, il nostro debito è tutta opera nostra, tutta opera nostra. La situazione del 2011 era una situazione in cui l'Italia poteva dare un contributo determinante alla caduta dell'euro, che era data per molto probabile da tantissimi, e non solo alla caduta dell'euro, ma probabilmente anche alla caduta dell'Europa come Europa Unita. Quindi in quel momento l'Italia era oggettivamente non solo a rischio, ma era un rischio per l'Europa. Quindi che in queste condizioni ci fossero la lettera della Banca Centrale, tu stai in una famiglia, non lo so, stai in una unione, è normale che gli altri ti dicano senti, devi fare qualcosa. Fra l'altro non hanno detto devi fare qualcosa senza che noi facciamo niente. Hanno detto noi compriamo titoli del debito pubblico, ma voi dovete fare delle cose. Quindi, detto per inciso, scusate, metto troppi incisi, ma non ho molte occasioni di parlare con un pubblico a tu per tu. E siccome una volta si sarebbe detto molti sassolini, ne voglio togliere. Quando la gente parla di cospirazione per far cadere il governo, nel 2011. Ma quale cospirazione? Ce la siamo costruita noi. Eravamo in una situazione in cui quando io sono andata a Roma, non credo di essere così ingenua, il problema era trovare i soldi per il mese dopo. E il governo di prima, di cui non sto a discutere meriti e demeriti, ma era per varie ragioni semplicemente bloccato, non riuscivano più a prendere decisioni col paese in quelle condizioni. Questa non è una cospirazione. Adesso uno si può prendere una grossa influenza, ma non puoi dire che è quel tuo vicino che ha cospirato. E lì era ben di più. Allora, no cospirazione, è che tanta gente ha fantasia. Che poi Merkel e Sarkozy volessero che l'Italia avesse un governo incapace di decidere, anche questo mi sembra naturale. Anche noi vogliamo che la Germania abbia un governo e anche noi vogliamo che la Francia, io personalmente sì, che la Francia abbia un presidente del Consiglio, possibilmente che non sia Marine Le Pen. Questo è. Ma è una cospirazione? Non mi sembra proprio, anche perché non ho nessun potere per cospirare. Insomma, i temi sono tanti e noi abbiamo troppe volte la spinta a pensare che è sempre colpa di qualcun altro.
mentre i guai sono nostri e non riusciamo a Li risolvere. abbiamo costruiti. Allora, la mia idea è che l'Italia abbia perso la bussola da qualche decennio. E non è facile ritrovare una bussola. Questo dovrebbe essere proprio il compito dei partiti, dare un senso, io lo metto così, dare un senso di direzione a un paese che riconosca, magari poi con essere d'accordo su certe cose, disaccordo, ma riconosce una direzione. Noi abbiamo perso il senso di direzione da 25 anni circa. Io adesso, uno dei temi che volevamo trattare era legato, e in questo territorio diciamo ultimamente è anche entrato nella cronaca, peraltro con una lettera sul Messaggero Veneto, il tema della disoccupazione giovanile. Avevamo delle domande, abbiamo pensato che forse era più carino se fossero proprio dei giovani a farle e quindi lascerei la parola a loro per... Sono microfonato, si sente? Lascerei la parola a loro per fare domande. Ne raccogliamo, penso siano un paio, due? Due? Ne raccogliamo un paio e facciamo, insomma, e poi la professoressa risponderà, diciamo, entrambe tutte assieme. Si sono un po' impreparato perché sono stato chiamato su in fretta e furia, ok? Ma ti dispiace venire qui così? No, assolutamente. Vieni. Anzi, vengo. Adesso mi sento al centro dell'attenzione, sbaglio ogni parola, ma non importa. No, non ti preoccupare, guarda. Succedeva anche a me. Non è una vera e propria... Cioè, sì, è una domanda, ma più... Come ti chiami, scusa? Riccardo Cecchini. Riccardo. Volevo chiedere, noi giovani comunque, vedendo come va l'Italia, io conosco comunque situazioni di ragazzi della mia età, ma anche di gente molto più grande, parlo di gente di 50-60 anni, che ha difficoltà perdendo il posto di lavoro, ma appunto parlo veramente in generale di persone di qualsiasi età. Come possiamo riuscire a vedere un futuro così buono? Come possiamo sperare che l'Italia si riprenda? Perché personalmente, ok, ci sono state diverse riforme del lavoro, ma io dal mio punto di vista non so se sono state fatte bene o male, non posso giudicare questo, ma parlando per me io non le ho sentite, io non le ho viste intorno a me. Quindi magari qualcosa è cambiato anche in meglio, non lo metto in dubbio. Però io non ho sentito questa diversità, non l'ho percepita intorno a me. Parlo dei miei coetanei, ma anche di gente, come dicevo prima, adulta, che ha delle vere difficoltà. E io giovane, come posso sperare un giorno di trovare un lavoro, mantenere un lavoro e di avere una pensione? Perché noi giovani ci scherziamo molto su questo fatto, ma lo prendiamo in fondo seriamente. Perché quando io dico, sì, magari quando avrò 70-80 anni sarò in pensione, mi dico, sì, no, tanto non ci arrivi alla pensione che muori lavorando. Ed è una battuta molto ricorrente che si fa per scherzare, però è una cosa che spaventa a noi ragazzi. Che dovete ancora cominciare a lavorare. Esattamente. Vediamo anche la seconda domanda. Vuol dire che questa hai praticamente introdotto tutto il tema. Io adesso vado a casa, dico, tenete le risposte, poi anche oggi pomeriggio, tanto devo rispondere a queste domande. Sono i temi per i prossimi 20 anni. Sì, più o meno sì. Il famoso tema dei temi. E cambieremo La 10 ragazza che governi. deve fare la seconda domanda... No, ha detto tutto lui. Ha detto tutto lui. Ok, quindi abbiamo... Vedi, l'effetto della tua... Vuole aggiungersi? È un ragazzo. Se è una breve domanda, sì, non erano previste domande al pubblico, quindi è una deroga questa. Che riforme di lavoro ce ne sono state fatte, ma non si pensa invece a riformare quelle strutture che sono chiamate a attivare le riforme, per esempio la burocrazia, il sistema finanziario e anche la politica. Grazie. Perfetto. Altri Allora, 20 anni Approfitterei un momento, Sì. da padrona di casa. Anche il sistema delle camere di commercio sta affrontando l'ennesima
riforma, e questa riforma, e ne approfitto oggi perché abbiamo tanti ragazzi, dà un ruolo fondamentale al sistema camerale, cercando di mutuarlo, speriamo non scimmiottarlo da quello tedesco, nell'alternanza scuola-lavoro e nell'orientamento nel placement. Ecco, mi piacerebbe sapere, professoressa, qual è la sua opinione su come al meglio sfruttare queste opportunità che la riforma ci dà. Allora, Riccardo, che cosa studi? E quanti anni hai, se posso? Ho 19 anni, per questo è il quinto anno all'istituto professionale, faccio elettronica e elettrotecnica. E poi cosa vuoi fare? Sono molto indeciso, a dire la verità, sulla mia vita, perché ho tante idee, però sinceramente ammiro molto la vita politica, perché secondo me è una... Wow, sei più unico che... Per quanto Curatelo bene! Curatelo bene, Riccardo. per quanto sia difficile, secondo me, arrivarci, è una cosa, è un lavoro che può cambiare la situazione non solo per me, ma per l'Italia. Quindi io so che se raggiungerò dei traguardi politici vorrei fare qualcosa per migliorare, perché vivendo tra la gente ogni giorno vedo le difficoltà della gente e voglio aiutare l'Italia a tirarsi su. Allora, Scusi, solo un inciso. Sì. Proprio il nostro giornale, Messaggero Veneto, ha pubblicato oggi un sondaggio tra gli studenti di un liceo udinese. Bene, io sono molto preoccupato dall'esito su un punto. 3/4 del campione ha detto che non intende fare l'imprenditore. però poi lo fanno, perché c'è così poco Beh, e il quindi ragazzo vuol fare il su, politico. no, ma mettono su una start-up e fanno perché oggi il lavoro, ahimè, bisogna molto inventarselo, quindi queste sono forme imprenditoriali. Vorrei, allora Riccardo, ti risponderò cominciando con un aneddoto. Quando ero ministro, un giorno ricevetti l'invito da parte della FIOM, che sai essere il sindacato metalmeccanico, la parte CGIL del sindacato metalmeccanico, e per un incontro. Erano i lavoratori della Alenia e io decisi di accettare questo incontro. Loro mi portarono, quelli che mi invitarono, qualcosa come 1097 firme di persone dipendenti della Legna che avevano chiesto di incontrare il ministro. Io dissi sì, naturalmente, lo facemmo nel lab dell'aeroporto di Caselle, la Legna lì è, però poi anche a Napoli, e naturalmente venne fuori un putiferio perché i sindacati mi accusarono. Sai perché? Perché loro dissero non spetta al ministro parlare con gli operai, tocca a noi. Noi parliamo con gli operai, il ministro faccia. E io dissi, quando la gente mi invita, siano tanti o pochi, io cerco di andare. Facemmo questo incontro, per me io ero altro che te, perché avevo il cuore che batteva, era un lunedì mattina e non sapevo come prepararmi a questo incontro, quindi ero veramente emozionata. E ci sono due cose che, quello, e lo dico così, è stato forse tra i più significativi momenti del mio periodo da ministro, perché lì il dialogo c'è stato ed era gente molto, su posizioni molto critiche rispetto al governo, rispetto alla mia riforma delle pensioni e rispetto a quello che si delineava della riforma del lavoro. Nessun insulto, c'erano 1000 persone in questo hub, tutte in piedi, anch'io in piedi, su una specie di cosa così, quindi dialogo diretto, nessun insulto, che è una cosa, guardate, che neanche 10 minuti in televisione, voi sentite senza un insulto, quindi poteva dal fondo venire, niente, dialogo duro, ma dialogo.
Alla fine un ragazzo che si chiama Michele disse, e finì anche sui giornali, lo potete ritrovare, disse: Ministro, sono Michele, ho 28 anni e non ho un futuro. Lei cosa mi dice? E io cercai di barcamenarmi a convincere Michele che in realtà, avendo comunque un lavoro, un posto di lavoro a tempo indeterminato, e questo doveva consentirgli di guardare al futuro con un po'. E poi abbiamo parlato un po' di cambiamenti sociali nei quali uno possa riconoscersi. E con Michele siamo poi rimasti in rapporto. Adesso Michele è trasferito a Napoli. Siamo rimasti in rapporto, mi scrive, in un paio di occasioni è venuto a Torino, è venuto a prendere un caffè in università, perché il mio ufficio universitario è un ufficio pubblico, è aperto, e Michele adesso è sposato, ha un bambino credo di 2 anni, e Michele guarda al futuro con un'altra visione rispetto a quella asserzione molto dura che aveva fatto. Sono Michele, ho 28 anni e non ho un futuro. Questo è stato il suo esordio. Perché dico questo? Io dico questo perché si deve anche dare al futuro la possibilità di darci qualche cosa di positivo. Se siamo noi stessi a chiudere le porte a qualcosa di positivo per il futuro, è difficile che questi elementi si realizzino. Dopodiché questo non è per delineare un roseo quadretto in cui il Michele si sposa, fa figli, continua il suo lavoro, ha anche avuto ha avuto anche periodi di cassa integrazione, quindi non è una storia molto italiana quella di Michele, però è una storia che ha una sua positività. Ecco, come si fa a costruire tante vite come quella di Michele? Cioè vite in cui le persone studiano, adesso anche voi studiate, devo anche rivolgermi qua, studiano, si affacciano sul mondo del lavoro e costruiscono la loro vita con delle difficoltà. La politica, lei ha detto una cosa molto giusta, la politica dovrebbe cercare di delineare norme, esempi, comportamenti tali che siano da mettere le persone in condizioni di essere un po' più strutturati di fronte alla vita con le sue gioie e le sue avversità. Io dico questo, primo, l'ho già detto e lo ribadisco, la scuola e la formazione sono fondamentali. Tutti i giornali vi raccontano sempre le storie di quelli che studiano e poi sono costretti ad andare all'estero perché non trovano il lavoro. È vero, però la formazione per un giovane è ancora l'elemento più importante per costruirsi un futuro. In tutti i paesi comunque i rendimenti, usiamo questo termine un po' brutto, della formazione sono positivi. Quindi noi dobbiamo insistere sulla formazione come messaggio. L'abitudine a entrare e uscire dalla formazione per capire qualcosa del mondo del lavoro, l'apprendistato duale, l'alternanza scuola-lavoro, queste sono cose importanti che ti aiutano non solo, aiutano a creare struttura nelle persone, aiutano a fortificare rispetto alle avversità. La politica può fare tanto, ma al tempo stesso può fare anche molto poco. Può indurre i comportamenti positivi. Per andare più sul piano delle cose concrete, allora parliamo di politiche attive. Qui ci sarebbe di nuovo da parlare tutto il giorno, ma non è nel nostro DNA. Noi per tanto tempo abbiamo pensato che cosa? Ve lo raffiguro in maniera molto schematica, quindi col rischio di essere fraintesa. Abbiamo pensato, 1, se una persona ha il lavoro per definizione non lo può perdere, quindi rendere quasi impossibile che quella persona perda il lavoro.
E infatti cosa abbiamo fatto? Vieni a sederti. Oh, venga lei. No, siediti qui. Che cosa ha fatto? Se si perde il lavoro c'è la cassa, perché una delle cose è la riforma degli ammortizzatori sociali, le cose sono sempre... Quindi cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, mobilità lunga, tutto per dire, con questo legame che alla fine non c'è più tra una persona e il posto di lavoro, tutto per dire no, la persona è ancora legata a quel posto di lavoro. Quindi se una persona ce l'ha, noi avevamo una mentalità che ci obbligava a dire non lo può perdere per definizione. Invece purtroppo il lavoro si può perdere. Ma la cosa importante è che se io ammetto che il lavoro si può perdere, devo dire cosa fai tu per aiutarlo. E qui ci sono le politiche attive. Le politiche attive richiedono professionalità, l'ho detto prima. Una frase che io dico spesso è che noi tutti siamo abituati a considerare meritevoli di straordinarie remunerazioni quelli che si occupano di finanza. Siamo disposti a pagarli tantissimo, in questi anni li abbiamo pagati, strapagati, quelli che si occupano di finanza, perché pensiamo che la finanza sia qualcosa di esoterico, molto difficile. Però la finanza si occupa di pezzi di carta, promesse di pagamento. In un modo o nell'altro sono promesse di pagamento, ok? E invece quelli che si occupano del mercato del lavoro si occupano di persone e di collocamento delle persone nella società e nel lavoro. È molto più complesso. Ma noi non abbiamo mai pensato di preparare qualcuno perché faccia il lavoro di aiuto alle persone in difficoltà. Quanti soldi sono stati messi nelle politiche attive del lavoro, nella sua riforma del lavoro? Quando io ho fatto la riforma del lavoro e mi ricordo una riunione serale con Mario Monti e Grilli, che era ancora ministro del Tesoro, e io dissi, ma come? Prima mi dite di fare la riforma delle pensioni in cui risparmiamo 80 miliardi, tutti andati a diminuzione del debito. Risparmiamo 80 miliardi e quando io faccio la riforma del mercato del lavoro voi mi dite, no, ma non ci sono soldi, zero io ne avevo. Allora abbiamo discusso, credo, per 2 o 3 ore, alla fine di questa discussione mi hanno dato 200 milioni. Voi vi rendete conto cosa sono 200 milioni? Cioè 80 zero. euro sono costati 11 miliardi di euro. Allora era all'anno. zero. Infatti mi hanno sgridata perché ho introdotto il congedo di paternità. Ci ho messo 1 giorno obbligatorio e 2 scambiabili tra marito e moglie. Era un segnale, volevo accendere una lampadina. Adesso siamo arrivati a 3 obbligatori. Ma perché ogni giorno mi dicevano costa 20 milioni e se tu non ce l'hai, il ministro del lavoro, la condizione mai, anche se vuol fare politica, faccia il ministro del tesoro, non del lavoro, faccia il ministro del tesoro. È tremendo perché tutti chiedono, ma tu dici ma io dove prendo i soldi? A me dicevano sempre non ci sono ministro, e io. Allora, 200 milioni per le politiche attive, cosa sono? Zero. Allora, adesso noi abbiamo avviato l'Agenzia Nazionale per il Lavoro. Qui, tanto per aggiungere complessità alle complessità, l'Italia è uno Stato unitario, le regioni non sono una forma di federalismo, però le regioni hanno molto potere su questo. E quindi, per carità, se tu gli dici no, noi dobbiamo avviare delle politiche attive, poi ti dicono, ministro, questo è affar nostro. E tu dici sì, ma qualcuno lo fa e qualcuno non fa niente su questo. Primo mio incontro in Europa, parlando dell'Europa, il commissario al lavoro Laszlo Andor, allora, la nostra riunione di ministri del lavoro era alle 9 e lui chiese di incontrarmi alle 7 del mattino per una colazione di lavoro. E la prima cosa che mi disse è, ministro, lei deve fare in modo che le regioni meridionali spendano i soldi che l'Europa mette a disposizione per la formazione, perché molte regioni non sono in grado di spendere, non sono in grado di certificare e quindi questi sono soldi, fondi strutturali destinati proprio a questo che vanno persi, ne abbiamo o sprecati. Faccio un inciso, Sì. ministro, professoressa. Sì, perché io parlo troppo. Sbaglio, ricordo male,
o i soldi per le casse integrazioni straordinarie prima del 2011, quindi con lo scoppio della crisi del 2008, erano in buona parte soldi europei destinati alla formazione. Cioè noi abbiamo usato i soldi per la formazione per fare ammortizzazione sociale qui e ora nel 2008. Sì, è vero? È verissimo, perché di nuovo lì quando le riforme, e non basta fare una legge per cambiare questo, perché bisogna cambiare la mentalità. Io spesso avevo il ministro degli interni che mi telefonava e diceva: tu devi dare la cassa integrazione a, diciamo, erano situazioni abbastanza difficili in Sicilia. Io dicevo: ma non ci sono i presupposti, non ha senso, perché dobbiamo continuare? E la risposta era: perché sennò si gettano giù dal tetto. Allora tu sei messo con le spalle al muro, ma non è un modo di rispondere ai problemi, quello di prendere sempre soldi che dovrebbero essere destinati per allungare gli orizzonti, costruire futuro, e invece dire dobbiamo tamponare. La politica del tamponare le situazioni di emergenza l'abbiamo seguita tanto, sprecando tante occasioni e non risolvendo i problemi. E lì bisogna cambiare mentalità, però se tu sei, purtroppo in molti casi poi c'è anche l'abitudine a vivere di qualche forma di sussidio pubblico. È molto più comodo dare un sussidio a qualcuno. Posso ancora dire questo? Voi sapete che c'è l'ASPI, che adesso, non so perché, ma proprio perché denota un po' di meschinità, devo dire, adesso è stata chiamata NASPI, che fra l'altro è un brutto nome. ASPI, io ho meditato su quel nome, perché, e sapete cosa vuol dire ASPI? Una cosa molto significativa, perché vuol dire assicurazione sociale, non è che la compriamo alle generali, per l'impiego. Non è sussidio di disoccupazione, è assicurazione sociale per l'impiego. Io volevo dare il messaggio: guardate, perso il lavoro? Noi non ti diamo solo qualche soldo e ci dimentichiamo di te fino a quando scade e tu sali su un tetto e protesti. No, noi vogliamo aiutarti a trovare un nuovo impiego il più rapidamente possibile. Allora questo vuol dire che ti aiutiamo a vivere con un trasferimento monetario, ma poi ti chiamiamo per fare dei corsi, e se non li fai però allora ti mettiamo in difficoltà, ti diciamo: no, se tu non fai i corsi o non sei attivo, non vai lì solo per dormire, no, tu devi essere attivo, non puoi neanche rifiutare un'offerta di lavoro. Queste sono le politiche attive che richiedono preparazione, monitoraggio, anche una forma di tutoring. Io devo prendere lei e dire: guarda che c'è questa occasione e tu vieni, e mi deve avere un buon motivo. Professoressa, e ritorno un attimo alla riforma delle pensioni che ha il suo nome. Sì, poi devo dare a lui una visione diversa da quella tremenda che si è costruita. Io sono anziano, quindi parlo di pensione. Anch'io. Quel giorno che ha presentato la riforma pianse lei e piangono gli italiani adesso, no? E c'è qualcosa che lei ha in mente che si potrebbe adottare per ammorbidire quella misura che lei ha fatto? Sì. Oggi? Beh, in parte è stato fatto, ma dobbiamo essere coerenti. Quello io lì dico che è il modo in cui è stata presentata quella riforma che l'ha resa così negativa, perché ci sono tante storie che dovrei raccontare, ma non posso perché altrimenti è troppo lungo. Quella riforma è stata il più grande riequilibrio nei rapporti economici tra generazioni degli ultimi 30 anni, probabilmente. Perché anche la riforma Dini, che era importante, cosa hanno fatto? Hanno detto: la riforma Dini bellissima, però sarà applicata nel 2030. Facile. Invece dire la riforma si fa ed è applicata da domani. È duro. Un politico difficilmente lo dice, perché il politico poi va in elezioni. Noi sapevamo, io poi non ho mai pensato
di stare e quindi di candidarmi alle elezioni. Non sono così ingenuo che fai due riforme tra quelle impopolari, lavoro e pensione, di cui parlano tutti, perché riforme settoriali non entrano nelle discussioni dalla colazione alla cena degli italiani. Ma quelle del lavoro e delle pensioni, sì, tutte le trasmissioni televisive, tutti i bar, è chiaro che... Allora, se tu sei un politico, la fai facendo finta che non sia stata fatta, quindi mandi gli effetti al futuro. E dici, 18 anni, quelli che hanno 18 e più anni non sono toccati, hai voglia, non fa effetto. E invece una riforma che entra in vigore subito è una riforma che ha effetti. Allora, spiegare agli italiani che quello era un modo per ridare un pochino di prospettiva ai giovani era importante e non è stato fatto. E lei mi dirà, ma quale prospettiva mi ha dato? Beh, intanto tu non te ne sei accorto, ma quella riforma lì ha tolto una parte di onere, di peso, di debito pubblico dalle spalle. Secondo, quando ti dicono io non andrò mai in pensione, diffida da quelli che ti dicono se il governo ti fa una promessa andrai, sono tranquilla perché me l'ha promesso il governo. Diffida, perché queste promesse che ti possono fare oggi per la tua pensione di domani sono scritte sulla sabbia, valgono poco o niente. Invece se tu vedessi un governo che fa di tutto per migliorare le tue prospettive di lavoro, tu la pensione ce l'avrai, perché il modo migliore per costruirsi una pensione è una vita lavorativa adeguata, che tu possa lavorare e avere una retribuzione adeguata. Se invece uno ti dice ma no, ti darò io una bella pensione quando avrai 65 anni, è una promessa che vale quello che vale, cioè una promessa... In 65 anni cambiano qualcosa come 66 governi in Italia, quindi diciamo che è scritta meno che sulla sabbia, meno una che sulla sabbia con amareggiata. Il messaggio che andava dato è la pensione si costruisce attraverso il lavoro. Diverso è il caso, diciamo così, della assistenza che dobbiamo dare alle persone meno fortunate. Una società civile aiuta le persone sfortunate. Una società aiuta le persone, che non sono necessariamente tutte sfortunate, a costruirsi una pensione. Ma per fare questo è sul lavoro che bisogna incidere, non tanto scrivere una ennesima riforma. Cioè adesso questo è veramente un prendere in giro le persone e non fatevi prendere in giro. Questo è importante. Flessibilità. Nell'ultima legge di bilancio, e lo diciamo per inciso, questa legge di bilancio che adesso in Europa ha passato il referendum perché prima non volevano farsi sentire per non dare l'impressione che volessero interferire nelle vicende del paese, perché questa riforma comunque era un grosso cambiamento istituzionale, scritto male, scritto meno male, non voglio entrare, ma era un cambiamento istituzionale grosso. Scusi una curiosità, come ha votato? Ho votato sì, e qualcuno mi ha anche rimproverato, lei, con le cose, perché io ho detto, io ho votato sì, non per Renzi, io ho votato sì perché in politica succede spesso che si debba scegliere non tra l'ottimo e il meno buono, ma si sceglie tra due cose che piacciono poco, però una dispiace un po' meno dell'altra. Quindi io ho votato sì pensando che il paese potesse comunque cambiare in meglio con quella riforma. Ci sono alcune cose, ma le vediamo adesso. Cioè torniamo indietro sulle province, su tante cose, forse persino un po', mi scusi, sulle camere di commercio, su tante cose che noi ci diciamo, tante sovrastrutture che costano, che non servono per lo sviluppo o servono poco, che assorbono risorse, e però gli italiani, non voglio entrare adesso nella discussione sul referendum, ma ho votato sì. Ci dovrebbe essere in sala Fulvio Mattioni, io lo chiamerei... È un giovane? Eccolo. Ma Fulvio Mattioni è un giovane, sì. Giovane Fulvio Mattioni. No, Fulvio Mattioni ha, so che ha dei dati molto interessanti.
ha dei dati molto interessanti sull'occupazione nel nord-est e in Friuli e anche delle considerazioni interessanti sul tema. Io vorrei che le presentasse e poi chiederei un commento alla professoressa Fornero relativo a questi dati. Allora, io sono Fulvio Mattioni, un economista empirico, neopitagorico. Era semplicemente per scusarmi perché vi darò parecchi numeri, darò i numeri e poi alla fine vi farei una piccola proposta che riguarda il mercato del lavoro. Allora, la comunicazione mia sarebbe questa: lavoro inutilizzato, giovani e un patto rilancia lavoro. Intanto sono contento di vedere i giovani perché in genere, non dico che sono dei più giovani quando faccio i convegni, ma insomma circa quasi, quindi mi fa molto piacere che per una volta tanto l'oggetto delle nostre conversazioni sia presente, sia lui protagonista. Allora, il lavoro utilizzato, qui vedete dei numeri che ovviamente non me li spiego, vi dico che cosa significano a grandi linee e poi ognuno vede magari quelli che gli interessano, magari il ministro guarda il nord-ovest e noi guardiamo più il nord-est o il Friuli, eccetera. Allora, la quantità di lavoro è chiaro che dipende dal livello di attività economica, no? Quindi dal reddito che produciamo, questo è assolutamente banale, scontato, lo so anch'io che faccio l'economista. Quello che però probabilmente non è scontato è la relazione che c'è e che cosa ci hanno lasciato questi anni di crisi, il 2008-2015. Quindi per me il problema è ripartire dal dopo crisi accettando l'eredità che abbiamo avuto, piaccia o non piaccia, e cercando di fronteggiare questa realtà. Da qui, siccome non sapevo bene come chiamarlo, un patto per il lavoro, l'ho chiamato rilancia lavoro. Un po' come Paolo Conte, vabbè, insomma. Il problema è che la crisi del 2008-2015 ha lasciato un impatto diverso sul territorio italiano, nord-est e Friuli. Intanto vorrei dire questo, noi abbiamo una visione catastrofica del futuro, ma ce l'abbiamo noi probabilmente perché siamo quelli in coda. Quindi due numeri ve li do subito. L'evoluzione del PIL, per esempio, del reddito prodotto dal 2008 al 2015, è meno 8% in Italia. Nel nord-est meno 5,7%, il Friuli 10,3%. Quindi le differenze di pianto hanno un loro significato e poi hanno un impatto sul mercato del lavoro. Però nel mondo non è che hanno prodotto gli stessi numeri. L'economia mondiale è cresciuta del 25,9%, adesso dico i dati migliori, la Cina quasi del 70%, la Cina non è proprio il 2,1% della popolazione dell'Italia come siamo noi del Friuli Venezia Giulia, cioè bella cicciotta, no? Siamo su 1.300.000.000 di persone, quindi vuol dire che c'è una bella fettona di mondo che sta crescendo, con problemi ma sta crescendo. Gli Stati Uniti, per tornare a qualcosa di più tradizionale, sono cresciuti del 9,9%, che è diverso dal calare l'8%, no? Mi pare evidente. La Germania del 7,3%, la Francia del 4,1%, la Gran Bretagna del 7%. Quindi siccome noi facciamo sempre delle robe congiunturali del tipo questo mese noi siamo cresciuti più della Germania, della Francia, facciamo un po' una fotografia complessiva, no? E quindi dobbiamo collocarci in qualche modo. La buona notizia però è anche che in questi 3 anni l'Italia ha invertito la tendenza. Sono 3 anni che cresciamo come reddito prodotto. 0,1 nel 2004, quindi un'inversione di tendenza, una pacca sulla spalla, ma però insomma teniamocela buona. 0,6 nel 2015, 0,9 nel 2016. Prospettiva circa analoga per il 2017. Questi sono i numeri. Però fino al 2016 sono storici, quindi di quelli comunque dobbiamo fare i conti e gli altri sono speranze. Questo mi serve per dire che il mondo difficilmente, mi viene da dire, è destinato a una stagnazione. Questo è il nostro modo di vedere perché siamo noi stagnanti. Però è anche una pacca sulle spalle per dire diamoci da fare perché in realtà opportunità ce ne sono, anche vicino a noi, anche in Germania, anche in Francia, e un segno evidente ai nostri giovani che vanno da quella parte. No? C'è un motivo per cui ci vanno, anche se non leggono le statistiche come noi. L'altro aspetto positivo è che questa crescita di questi anni, anche se debole,
offrono spazio a politiche attive del lavoro. Io, diciamo, l'aspetto positivo che vedo è questo, e dico anche da concentrare soprattutto su giovanissimi, 15-24 anni, e giovani, 25-34. Questo perché? Dopo vedremo per classi di età, ma perché, diciamo, abbiamo un problema grosso di lavoro inutilizzato. Cioè quella crisi benedetta ci ha lasciato un fardello in termini di risorse umane inutilizzate molto pesante. Non dobbiamo far finta che non c'è, dobbiamo riconoscerlo e capire come sgonfiarlo. Allora, io qui ho messo dei dati che naturalmente non vi sto a raccontare, vi dico soltanto che questo lavoro inutilizzato, costruito in questo modo, il lavoro che non viene richiesto dall'economia nell'unità di tempo considerata, cioè in quell'anno, a prescindere dai rapporti giuridici con i quali questo lavoro non viene utilizzato. Quindi ho messo assieme i disoccupati, vabbè, qui il caso è classico, ho messo assieme i sospesi, che sono quelle persone congelate dalla cassa integrazione, ma che non sono licenziati, sono in attesa di riprendere, insomma, questa è l'idea, per questo si dice sospesi, no? E poi le forze di lavoro potenziali, diciamo con uno slogan giornalistico, gli scoraggiati. E facendo la somma di questi tre, che viene fuori 7 milioni di persone in Italia, che è una bella cifra, 800 e 8.000 nel nord-est, quindi da noi, 95.000 e qualcosa in Friuli Venezia Giulia. Sono, diciamo, quando parlavo di forze per potenziali, diciamo, sono scoraggiati, nette, cioè noi le vediamo in tanti modi diversi, ma diciamo è l'aria di chi dice sostanzialmente io sarei disponibile a lavorare, ma per qualche motivo non mi presento, o perché la professionalità che ho è inadeguata, o perché il territorio in cui sono penso non mi offre opportunità, per tutta una serie di motivi. Mi scusi, faccio un attimo da vigile perché ho i tempi contingentati. Quanto millisecondi mi dai? Arriviamo alla proposta e all'analisi, diciamo, sulla cosa, perché mi piacerebbe, insomma, che... Possiamo vedere l'altra slide? Un secondo? Arrivo. Allora, la proposta è conseguenza di questa slide qui, che quindi... Ci siamo. Vi dico un attimo. Per quanto riguarda il lavoro inutilizzato, le tre componenti, io dico... poi propongo un ragionamento che si concentra soltanto sui disoccupati, quindi un pezzo, però diciamo che è il pezzo che noi conosciamo meglio. I nostri centri per l'impiego hanno nomi e cognomi di quelle persone, generalità e anche potenzialità, no? Un curriculum, eccetera. Perché io dico di concentrare rilancia lavoro sui giovani, sui disoccupati in generale, ma sui giovani in particolare? Beh, i numeri stanno lì, no? Questo che cosa dà questa slide? Dà l'idea di come si è evoluta la quantità di posti di lavoro dal 2008 al 2015, cioè in Italia, prima colonna in fondo, abbiamo perso 625.000 posti di lavoro. Mi fermo al 2015, devo dire che gli ultimi 2 anni, 14 e 15, è stata un'inversione di tendenza, quindi siamo in una fase migliore, ma diciamo che quella quantità lì non è che verrà scalfita anche dal buon risultato del 2016, perché nel 2016 comunque batteremo un po' quella quantità di lavoro inutilizzato. Nel nord-est, il mitico nord-est, c'è una quantità, abbiamo perso 125.000 posti di lavoro, in Italia 625.000, in Friuli 22.926. Che cosa vuol dire sta roba? Vuol dire che questo è il dato, però se noi andiamo a disaggregare per classi di età, vediamo che i giovanissimi, 15-24 anni, di questi 125.000 posti persi in Italia, loro ne hanno persi 515.000. Più che 1 su 3 è andato a casa. Però quanto sarebbe al netto della maggiore iscrizione alla istruzione universitaria? Perché queste sono classi di età in cui noi calcoliamo la disoccupazione rispetto a quelli che cercano lavoro, sì. Però se per esempio c'è la spinta a frequentare maggiormente l'università, questi sono non 500.000 che sono in qualche modo disoccupati, ma alcuni, magari 100.000, sono invece all'università. Chiedo scusa, questi sono proprio disoccupati Istat, non è che... Cioè, questa è gente che aveva un posto di... Questa è la differenza di occupati... Tra 15 e 24 non possono essere occupati 5 anni prima, perché sennò erano occupati a 10 anni. Cioè 15-24 anni. Noi prendiamo la classe, la coorte di età, 15-24 anni... Il saldo 2008, quelli che hanno 15 anni nel 2015 avevano 7 anni in meno. C'è la percentuale di occupati, di giovani occupati 15-24 anni nel 2008, prendiamo la quantità, quella, sì. D'accordo? Poi prendiamo la quantità
di occupati, di coloro che hanno perso il lavoro, anche nel 2015. Possiamo tranquillamente fare la differenza perché facciamo un confronto tra mele e mele. Dopo giusto? ci parliamo noi due. Sì. Sì, no, è cioè, solo non è un per problema di capire Mattioli, è un meglio, problema di Istat. per non coinvolgere tutti, non Sì. è per risparmiare. No, L'Istat funziona così. volevo, insomma. sì. Il che vuol dire... Come? Dobbiamo chiudere, dobbiamo fare un'ultima domanda anche alla professoressa Fornero, perché abbiamo un incontro al mezzogiorno. Vabbè, insomma, la morale della favola è che i giovani, 15-24 anni, 1 su 3 è stato licenziato, non ha più un posto di lavoro, e 1 su 4 tra i 25 e i 34 anni. Facendo la somma, i posti di lavoro persi sono circa 2 milioni per i giovani compresi tra 15 e 34 anni, a fronte di una perdita dell'economia di 6,25, di 625.000. Cioè i soldoni... Quindi vuol dire il che lavoro le è stato classi perso. più mature, i famosi 55-64 anni, hanno guadagnato 1,3 milioni di posti di lavoro. La proposta, scusi, Sì. devo essere telegrafico, Sì, ma... d'accordo, però voglio dire, uno dice fai una proposta, sai, se il mercato del lavoro va bene, dici la proposta non ha nessun No, senso. certo. Allora, la proposta è molto semplice ed è questa. Senza aspettare riforme del mercato del lavoro, io diciamo sono un mercato lavorista e non un giuslavorista, quindi sono un po' distante come cultura. Il mio problema sarebbe di intervenire in tempi, entro 5 anni, perché se dobbiamo metterci 5 anni per fare una riforma o per adattare o per migliorare l'attuale e poi comincio ad usare gli strumenti, sono finito perché ho già perso tutti i miei giovani. Allora l'idea sarebbe quella di fare una riforma facendo un intervento simpatico. L'intervento simpatico è questo patto Rilancia Lavoro. L'obiettivo di Rilancia Lavoro qui era pensato per il Friuli Venezia Giulia, quindi siccome noi abbiamo 43.000 disoccupati, li avevamo nel 2015, spero che qualche 1.000-2.000 in meno quest'anno li avremo, ma comunque è sempre una cifra consistente. Rispetto al 2008 abbiamo aumentato di 20.000 il numero di disoccupati, di cui noi abbiamo nome e cognome e curriculum. Allora, fare 20.000 inserimenti lavorativi in 5 anni. È chiaro che non si fa in un momento. In 5 anni vuol dire che tutto il sistema che opera nel campo della formazione professionale, dell'inserimento lavorativo, si dà una regolata, senza aspettare riforme dall'alto. Poi dico perché. Allora, 20.000 inserimenti lavorativi sia nel lavoro dipendente che indipendente, perché noi comunque abbiamo perso tantissimo lavoro indipendente e questo per noi è, come dire, un impoverimento, no? Perché il lavoro indipendente lavora per sé ma dà lavoro anche ad altri. A livello nazionale l'obiettivo potrebbe essere di 1 milione di posti di lavoro, che non sono quelli di berlusconiana memoria, poi vediamo come si realizzano, sempre in 5 anni. La filosofia: dare protagonismo ai giovani. Noi abbiamo un sistema della formazione professionale in cui al giovane si dice o l'aspirina o l'aspirina. Vieni in quest'aula, siediti e ascolta. Cioè sta roba qui non funziona. Oppure diamo i soldi all'impresa e dice tienici sto ragazzo qui, vedi tu cosa fargli fare, magari fargli fare l'archivio. Quindi non interessa né all'impresa né al ragazzo inserito. La strumentazione di base, io pensavo, se gli inserimenti sono 20.000 o 1 milione, a seconda che si parli d'Italia o di Friuli Venezia Giulia, un voucher lavorativo, so che il nome in questo momento non piace molto, ma insomma si può pure cambiare, anche se stiamo discutendo di una roba che vale lo 0,2% del lavoro dipendente, ma a qualcuno piace fare discussioni su robe che Shakespeare direbbe tanto rumore per nulla. Io proporrei un voucher di inserimento lavorativo con 3 diverse modalità, 5, 10 e 15.000 euro, a secondo che sia un percorso di formazione e di inserimento lavorativo facile, uno un po' più complicato e uno di tipo imprenditoriale. Il percorso di formazione si inizia con la consulenza e con la formazione e si conclude con un lavoro stabile. Cosa prevede? Una formazione con stage obbligatorio nell'azienda con la quale preventivamente si è esteso il piano formativo, perché io al voucher devo appiccicare un impegno su quello che tu farai, e l'impegno su quello che tu farai è che ti formi secondo le tue capacità, ma anche secondo i bisogni che esprime l'impresa, nella quale tu farai l'inserimento lavorativo e alla quale dirai so qui, mi inserisci a lavoro. Le modalità operative, io pensavo a un bando regionale, quindi senza attesa di grandi riforme, un bando regionale annuale in cui si fissano i numeri e le regole, si danno informazioni ai giovani e si richiede la stesura di un progetto di inserimento lavorativo.
Beh, i costi, io immaginavo 200 milioni, nel caso del Friuli Venezia Giulia in 5 anni, che guardate sono già soldi che ci stanno nel sistema della formazione professionale, non è che dobbiamo aggiungere niente, è la cifra che noi abbiamo messo nella giunta nel giro precedente, nella passata legislatura, quindi perché qui ci sono risorse comunitarie, italiane, regionali. Dobbiamo fare un aggancio con le norme nazionali di flessibilità in uscita dei lavoratori anziani, è ovvio, cioè fare posto a coloro che si vogliono inserire. I vantaggi, e concludo, insomma per me i vantaggi sono tanti. Innanzitutto per le persone, per i cittadini lavoratori è un inserimento lavorativo e un'inclusione sociale, perché quella cifra, quella massa di persone cui si diceva prima, non è che rappresentano soltanto un problema di inserimento lavorativo, ma di vera inclusione sociale propria. Quando tu perdi il 40% di giovani che lavorano, il 30%, ti perdi intanto mezza società e probabilmente fra 5 anni te la perdi tutta, con i problemi di ritorno per loro che devono andare in fuga o vivere male qui da noi e pongono anche un vincolo grosso a una ripresa. Cioè se io avessi una ripresa economica che timidamente si sta vedendo, si robustisse, chi faccio lavorare? Diventa un problema se poi la gente mi fugge. Io dico un patto chiaro tra Stato, Regione e cittadini in cui si dice ti do una chance rispetto al futuro, un futuro normale. Dico anche che centri per l'impiego, enti di formazione, consulenti qui verrebbero valorizzati, utilizziamo quelli, responsabilizzati e valutati e le imprese disporre di quelli di cui hanno bisogno. Chiudo e vi ringrazio. Grazie mille. Fulvio, grazie davvero. Grazie. Io chiedo un'ultima battuta alla professoressa Forni, sono abituato a chiamare al ministro, ci cascherò sempre. Prima di salutarci. No, diciamo che questa è una iniziativa interessante, sta nella filosofia delle politiche attive e sta nella filosofia dell'avvicinare mondo della formazione e mondo del lavoro. Quanti di voi sono mai stati in un'impresa? Voi e di voi? Avete fatto qualche internship? Avete fatto qualche... siete stati, vabbè, ci si sta tutti, entra. No, ma non parlo di un'impresa, quanto siete stati? 1 mese, 2 mesi? Mai. E la vostra scuola, siete però ragazzi di 17-18? Qualcuno 18? Ecco, allora sono un po' stupita perché io pensavo che in questa regione fosse abbastanza normale che ragazzi di 17-18 anni facessero un periodo di apprenticeship, un periodo nelle imprese per vedere anche come funzionano. Quindi la proposta è significativa, la direzione è quella, che sia fatto anche a livello locale meglio perché non tutto può essere visto a Roma, anche se, e lo dico, qui c'è bisogno di un nuovo centralismo, l'Agenzia Nazionale del Lavoro va bene, perché noi non possiamo sempre pensare che quelli che sono capaci, hanno risorse, si fanno le loro scelte e gli altri restano. Un altro dei frutti abortiti della riforma costituzionale, peraltro, perché in quel caso le politiche attive del lavoro sarebbero tornate al centro. Tornavano al centro, è un po' un pendolo. Comunque noi abbiamo bisogno, adesso visto che le regioni tanto ci sono, bisogna che le regioni siano tutte coinvolte in queste iniziative per migliorare il funzionamento della macchina che mette insieme domanda di lavoro e offerta di lavoro. Però io vorrei solo finire, quindi l'iniziativa va benissimo, è una e può essere anche trapiantata in altre regioni. Alla base di questa sua iniziativa c'è, credo, quello a cui in un modo o nell'altro tendiamo tutti in questo paese, essendo però troppo spesso frustrati in questa aspettativa. Che cosa c'è dietro questa proposta? C'è un po' più di coesione. E io credo che possiamo fare le politiche macroeconomiche anche più permissive, meno vicine all'austerità. Possiamo avere delle buone ricette per fare lavoro, per anche migliorare la flessibilità pensionistica, ma alla fine il Paese non intraprende una strada di sviluppo e quindi sarà sempre
saranno sempre incentivati i giovani ad andare da un'altra parte se non si respira nel paese un'area di maggiore coesione. Se io dovessi dire, e quello su cui non sono tanto d'accordo è che sia stata la crisi finanziaria, perché la crisi finanziaria ha colpito tutti, ma noi eravamo un paese debole già prima della crisi finanziaria, un paese indebolito, ed eravamo un paese indebolito proprio da una mancanza di coesione. Non possiamo dimenticare che abbiamo avuto una politica a favore di qualcuno e contro qualcuno, non per il paese, per 20 anni. Se la politica si riduce da un lato ai difensori e dall'altro ai detrattori, non si progredisce. E questo non è un portato della crisi, ma questo sta prima. E quindi le radici del nostro malessere, non vorrei dire del nostro declino, anche se è difficile chiamarlo in un declino relativo, ma è difficile chiamarlo in un altro modo, le radici sono in questo fatto che noi non riusciamo a trovare qualcosa che ci mette sufficientemente insieme per dirci ok, andiamo lì. E quindi, siccome gli altri comunque corrono più veloci, è fatale che noi restiamo indietro. E allora ai giovani io vorrei dire che mi piace avere incontrato oggi Riccardo, perché Riccardo esprime questa esigenza di coesione e esprime anche però il suo desiderio di mettersi al servizio di questa causa. Quindi ti ringrazio. Io un'ultima domanda, visto che il Corriere della Sera ha messo in prima pagina oggi. Solo per questo, no, volevo chiederle, Mario Monti in una recente intervista ha detto che dopo Fabio Savelli del Corriere della Sera. Savelli del Corriere della Sera. Dopo il suo governo c'è stata troppa flessibilità nel mercato del lavoro. Volevo chiederle se secondo lei c'era bisogno di questo contratto a tutele crescenti che ha ovviamente aumentato la flessibilità, o se non c'era già nella sua di riforma questa flessibilità che ci chiedeva anche l'Europa. Ma io lascio poi che siano gli altri a giudicare la mia riforma. Io sulla riforma del mercato del lavoro ho messo veramente l'anima. Però vi ricordate, cioè le cose non è che un ministro le fa da solo, Nessuno fa da solo le cose, per fortuna siamo in una democrazia e speriamo tutti che Trump non faccia le cose troppo da solo. Questo è un altro discorso. Il punto è questo, che l'idea di quella riforma era togliere un po' di rigidità dove c'era eccesso di rigidità, e parliamo dei segmenti, perché il nostro mercato del lavoro è molto segmentato, e quindi allora siamo nel 2011, segmenti, io li definivo maschi adulti. Quello era il segmento molto protetto. E invece gli altri che erano ai margini del mercato o esclusi, i giovani, i lavoratori un po' anziani messi in questi schemi di prepensionamento in un modo o nell'altro, e le donne, sempre un po' marginali nel mercato del lavoro. Quindi l'idea che si dovesse cambiare proprio mentalità e questo dovesse comportare a livello di scelte politiche declinate nelle norme un po' meno di rigidità e un po' più di stabilità io la chiamavo per i giovani invece della precarietà, questo era il filo conduttore. Però voi ricorderete che quando la riforma è venuta fuori c'è stato un grido, perché tutti gli imprenditori hanno detto ma l'articolo 18 non l'ha eliminato, e d'altra parte hanno detto ma qui ha introdotto, io volevo togliere le false partite IVA, e mi hanno detto così uccidevo il lavoro, le occasioni di lavoro. Abbiamo eliminato, salvo che tra padre e figlio o parenti molto stretti, quelle cose che si chiamano associazioni in partecipazione, che erano degli abusi chiarissimi, perché quando un'azienda che ha centinaia di dipendenti dice siete associati in partecipazione e quindi se ci sono i soldi vi pago, se no non vi pago, però vi chiedo di avere degli orari definiti, delle pause definite, questo non è associazione in partecipazione, le abbiamo eliminate, ma c'è qualcuno, non dico che ha detto grazie per carità, ma che ha riconosciuto che questo era uno sforzo per migliorare il mercato. Allora io credo che bastava dire
Vabbè, quella è stata fatta. Ripartiamo di lì, non con l'idea di cambiare tutto, fare la grande riforma, perché poi queste cose ti tornano sempre in faccia. E a Renzi purtroppo sono tornate in faccia anche malamente, no? L'idea di dire, vabbè, prendiamo quello, adesso voi accomodatevi e lavoriamo su quelle cose lì con uno spirito di costruzione anche a partire dagli errori fatti. Quando faremo questo, ricordatevelo ragazzi, voi che siete giovani, quando troverete dei politici che dicono, ecco, ripartiamo da lì, se lei farà il politico, se lo ricordi, ripartiamo da lì, correggiamo gli errori, rafforziamo le cose buone, andiamo avanti. Invece se lei arriva lì con la pretesa di cambiare tutto lei, perché vuole che lei essere identificato come l'eroe nazionale e tutto il passato è tutto sbagliato, questa non è buona politica. Quindi lei se lo ricorda. Grazie mille, grazie a tutti, grazie professoressa Fornero. Si riparte tra un quarto d'ora, poi non c'è neanche il tempo di riposarci, con Eldar Shafire e Carlo Borromeo. A tra poco.